La Lega sta con Francesco Rucco. Non è una notizia, ma una conferma. La novità è che nella sfida delle amministrative di Vicenza, il Carroccio annuncia la lista dei suoi candidati e rilancia le sue battaglie più identitarie. In tre zone della città sono già partiti e lavorano da tempo gruppi di controllo e vicinato, in altre due zone sono pronti a partire nei prossimi mesi, un altro in fase di formazione, quindi sulla sicurezza abbiamo dato il nostro apporto e il nostro valore aggiunto, taser e bodycam, altre cose che la Lega spingeva. Sicuramente dal punto di vista identitario, progetti che hanno rianimato con le pro loco della città di Vicenza, ad esempio la Rua, alcune iniziative con il Baccalà. Ricordo poi, permettetemi, un lavoro di squadra dove ho fatto la mia parte in Regione Veneto per la Dunata Alpini 2024, una cosa che si aspettava dal 1991. Le priorità sono la sicurezza, la difesa delle tradizioni venete, l'autonomia. E Francesco Rucco cala questi principi sulla città, trasformandoli in fatti concreti. Dall'appoggio della Lega dimostra che in questi anni abbiamo lavorato bene sui temi del territorio, mi riferisco ad esempio alla scuola, alle piste ciclabili. Abbiamo voluto dare una risposta sul tema delle asfaltature di strade e marciapiedi, moltissimi fondi investiti su questo tipo di lavorazione, è un lavoro programmato in 5 anni che vede anche in queste ore lavori di asfaltatura su molti punti fondamentali del nostro territorio, su strade principali. Tra le cose concrete e principali l'illuminazione della città con oltre 17.000 punti di luce a LED che consentono un risparmio energetico del 70% per le casse comunali e ora arriverà anche nelle prossime settimane l'illuminazione dei monumenti della città, monumenti storici, ma anche e soprattutto il lavoro di squadra in Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale che ha prodotto tantissime sedute, tanti provvedimenti amministrativi, oltre 70 consigli comunali con il numero legale che è mancato una volta in 5 anni.